Buongiorno signora. Lei è stata chiamata come test e ha l'obbligo di dire la verità. Per impegnarsi a farlo deve leggere ad alta voce la formula che vede lì. Le è crollato qualcosa? Sì, mi ho caduta la borsa. Ok, lì davanti sul tavolo c'è la formula dell'impegno che deve leggere ad alta voce. Grazie. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto mia conoscenza. Grazie mille. Parlando al microfono, risponda alle domande che le faranno le parti. Prego, avvocato. Grazie. Signora, buongiorno. Sono Buongiorno. Avvocato Marini, difensore di Emilio Fede. Senta, le farò preliminarmente delle domande prima di entrare nel merito delle circostanze per le quali lei oggi è stata intimata come mia testimone. Quale lavoro svolge lei attualmente? In questo momento sono blogger di moda, fashion blogger, quindi ho un blog di moda che seguo io personalmente, il mio blog. Quindi è un lavoro in forma autonoma? Assolutamente. Senta, lei quindi ha incarichi in qualche misura riconducibili alle aziende dell'onorevole Silvio Berlusconi? In passato sì. Attualmente? Attualmente no. Senta, lei riceve attualmente somme di denaro dall'onorevole Berlusconi? No. No. Da Emilio Fede? No. Non Adesso- rida, ma sono domande che guardi, il difensore correttamente le Va pone. bene. Ok? Grazie, adesso passo alle domande sulle circostanze ammesse. Allora, io ho letto la sua storia professionale, può brevemente ripercorrere il suo curriculum, ecco, ci può spiegare come si è sviluppata la sua carriera artistica? Sì, ho iniziato a lavorare in televisione nel 2002 perché ho vinto il concorso di Striscia la Notizia Veline, dopodiché ho fatto appunto la velina Striscia la Notizia dal 2002 al 2004 e poi sono stata scelta per entrare a far parte del cast di 100 vetrine a Mediaset, al canale 5, per 2 anni, dopodiché sono passata nel 2000, allora ho finito di girare a 100 vetrine a fine 2006, a inizio 2007 ho iniziato a girare un'altra fiction invece per la Rai, sempre da protagonista per Rai 2, per altri 2 anni fino al fine 2009, poi nel 2000, adesso non mi ricordo le date esatte, però mi sembra nel 2011 sono ritornata di nuovo a Mediaset, o era il 2012, no, sì, 2011. No, non mi ricordo, no, aspetta. Okay. Nel 2011 sono di nuovo ritornata a Mediaset in qualità di inviata di Striscia la Notizia e contemporaneamente poi ho fatto alcune fiction tra il 2010 tra il 2010 e il 2011, tra cui Terapia d'urgenza sulla Rai, Don Matteo, parti in alcuni film, tra cui quello di Vanzina, Ex Amici come prima, un film su Sky, il film di Natale di Sky dell'anno scorso, insomma, questo quanto. E i suoi studi, signora? Ho studiato al liceo classico a Torino, mi sono diplomata nel 2001, poi ho fatto un anno di università economia aziendale a Torino e poi, causa di forza maggiore, Striscia la Notizia mi ha portato lontano dagli studi, quindi va bene. Senta, lei ha lavorato con Emilio Fede? Sì. Ci colloca il periodo in cui lei ha lavorato con Emilio Fede? Nel 2004, tra la fine di Striscia la Notizia e l'inizio di 100 vetrine, prima di iniziare a lavorare per 100 vetrine. Senta, come riuscì ad ottenere quell'incarico? Allora, il signor Fede mi conosceva già perché... Cioè lavorava con Emilio Fede nella redazione del... No, svolgevo il ruolo di meteorina al TG va bene, e giusto ho per condotto una puntata di Sipario estate. Va bene, scusi, ma era per capire. Grazie, Allora, certo. Presidente. Ci dice appunto come ebbe questi 2 ruoli? C'è un Mi aveva colloquio, convocato perché io a fine mandato di Striscia, quindi a maggio-giugno del 2004, avevo quindi finito Striscia la Notizia.
un lavoro che mi ero dimenticata di dire, appunto in quel periodo stavo facendo assieme alla mia collega Palmas Lucigno l'estate, stavo conducendo Lucigno l'estate, evidentemente lui mi aveva visto condurre questa parte di Lucigno l'estate e mi aveva convocato per un colloquio nel suo studio a Mediaset e era più o meno l'ora di mezzogiorno, adesso non ricordo, più o meno così, era comunque estate, mi ricordo, fine giugno, primi di luglio, e mi ha fatto un colloquio e ha detto ok, va bene, ma lui comunque mi conosceva già perché lavorando a Striscia si trova il luogo di lavoro, cioè il TG4 si trova nello stesso stabile comunque di Striscia la Notizia, nei stessi studi, cioè sono dove gli si stessi. registra la stessa trasmissione, Esatto. in questo senso, ho capito. Esatto. Quindi il suo curriculum era già noto all'azienda Sì, Mediaset, essendo già lei... lui poi perché il primo giorno di Striscia la Notizia, io e Giorgia siamo andati a fare un collegamento col TG4, perché diciamo le nuove veline dovevano essere presentate diciamo agli italiani, così. Quindi in questo modo noi siamo andati, dato che Striscia si trova nello stesso stabile appunto del TG4, siamo andate nello studio di Emilio Fede a fare un collegamento con il TG, che era alle 7:30, mi sembra, al TG4 di Fede. Abbiamo fatto un collegamento e quindi lì ci siamo presentate. È stata la prima volta in cui ho conosciuto il direttore. Ricorda il compenso per il ruolo di Meteorina? E che impegno veniva richiesto? Non mi ricordo esattamente la cifra. Mi sembra che sia stata intorno ai 300 euro al giorno, alla puntata. Lordi o netti? Mi sembra, non lo so, non glielo so dire, quindi non mi ricordo, essendo il 2004. E qual era l'impegno? Ecco, L'impegno registrava a settimana? era, mi ricordo che era un impegno settimanale, quindi dal lunedì al venerdì. Poi c'è stato il periodo estivo in cui sono stata per un mese via negli Stati Uniti perché ho studiato all'Actors Studio a Los Angeles, quindi sono andata via per agosto e quindi è stato luglio, il mese di luglio, settembre, da lunedì al venerdì dalle 4:30 fino alla diretta delle 7:30, 8. Ma era l'unica a ricoprire quel ruolo o vi erano altre signorine che ricoprivano Lei ha il medesimo parlato di periodo? ruolo settimanale, tutte le settimane? In quel periodo mi ricordo che c'ero io, se c'avevo qualche magari problema di lavoro, nel senso magari mi si accavallava qualcos'altro, chiedevo di magari essere sostituita da qualcun altro, c'era qualcun altro che mi sostituiva, ma sinceramente erano ragazze che io non conoscevo, nel senso non sapevo chi fosse. E comunque si trattava di sostituzioni, come dire, in concomitanza con altri suoi impegni? Sì. Ok. Allora, vista la sua esperienza lavorativa, ci può spiegare che tipo di requisiti occorrevano, a parte evidentemente la telegenia e il bell'aspetto, per ricoprire quel tipo di ruolo? Parliamo di Meteorina. Meteorina, Sì, sempre certo. con riferimento alla sua esperienza con Emilio Fede come Meteorina. Telegenia, appunto, bell'aspetto, l'essere spigliate anche amate al pubblico e penso divertenti, certe, perché comunque simpatiche, Disinvolte. risultare simpatiche anche disinvolte, certo. Ovviamente non basta, nient'altro. Veniva richiesto anche un eloquio fluente, quindi magari una corretta dizione? Anche. Senta, adesso le faccio domande un po' più dirette e anche forse a tratti per lei un po' sgradevoli. Per avere questo ruolo lei ha dovuto sottostare a richieste di tipo sessuale da parte di Emilio Fede? Aspetta, Presidente, io vorrei fare un'opposizione sul punto, perché qui non è in rilievo un'opposizione di garanzia, cioè non viene in rilievo la molestia sessuale del direttore Fede verso i terzi, perché certo. È antipatico, e lo dico con rispetto verso l'ottimo avvocato Guarini, che lo fa in un'ottica defensionale che deve essere assolutamente soppesata. Però andate a chiedere se ha molestato sessualmente la signora, mi scusi, come si chiama? Barolo. Scusi, Barolo. No, Quella facciamo che, terminare. a me non pare né
necessario né pertinente. Ecco, io Va bene. le formalizzo l'opposizione. Ok, noi ne prendiamo atto, ma la domanda è ammessa. Grazie Prego. Presidente. Assolutamente no. Senta, le fu chiesto durante la sua esperienza professionale con Emilio Fede di compiacerlo sempre dal punto di vista sessuale o magari di compiacere altre persone per conservare il suo ruolo o per avere nuove opportunità di carriera? Assolutamente mai. Quindi non le furono proposte cene con personaggi influenti o altre o sotto altre forme, insomma? Mai, assolutamente. Senta, per le puntate che lei registrava come Meteorina, Emilio Fede, che era il direttore del TG4, le dava indicazioni, le impartiva delle direttive precise? Se sì, ci può dire quali? Dovevo semplicemente leggere le previsioni e impararle comunque a memoria, perché non c'era né un gobbo né niente, e dovevo imparare queste previsioni a memoria e basta. E poi alla fine c'era la famosa frase da dire, il proverbio del giorno, quello che era, e a mia scelta io, dato che a me piaceva comunque, mi piace il cinema, e in quel periodo stavo studiando comunque diversi personaggi al cinema perché comunque mi interessavano, piuttosto che dire un proverbio gli ho proposto di poter dire qualche frase famosa di qualche celebre attrice, attore, comunque citando il film, basta. Senta, quanto al look? Al look lo decidevo io in collaborazione con la sartoria. Ma erano state date delle indicazioni di massima? Essere sempre elegante, ovviamente non potevo essere vestita come ci vestivano a Striscia la Notizia, questo è ovvio, perché comunque là ricopravamo un altro ruolo. In questo caso bisognava essere eleganti, comunque Sobrie. sì, sobrie, ma io ero abbastanza sicura, tranquilla, perché ho sempre confidato nel mio buon gusto e ho sempre avuto abbastanza, insomma, modestia a parte, non è che voglia, insomma. Va bene. È mai capitato a lei di finire tardi di lavorare, di essere invitata da Emilio Fede a dormire presso la sua privata dimora? No, anche perché una casa ce l'ho e non avrei mai accettato. Senta, ancora l'ultima domanda. Dava del tu o del lei al direttore? Io ho sempre dato del lei, glielo continuo a dare, e per me è come una figura, cioè è il mito di mia nonna, quindi non so cosa dire. Cioè. Va bene. Io non ho altre domande. Prego, Ministero, domande? Le parti civili? No, PM non ha domande. Prego. La Meteorina? L'ha precisato, però... Era il 2004. 2004. Era il 2004 e avvocato Castrale, difesa Chiara Danese. E arrivava già da un programma Striscia la Notizia, Sì. o di un altro programma che ha detto... L'ha fatto dopo 100 vetrine? 100 vetrine No. l'ho fatto subito dopo. Velina l'ho fatto prima per vincere Striscia la Notizia. No, Velina e la aveva selezione. Aveva accennato anche un altro programma, Lucignolo. Ah sì, Lucignolo su Italia 1 a giugno l'avevamo registrato e andava in onda durante l'estate, comunque in contemporanea, noi l'abbiamo registrato a giugno e andava in contemporanea Quindi è una al meteo. persona, diciamo, conosciuta all'interno. Sì. Grazie. Cioè aveva lavorato, era stata davanti ai microfoni, davanti alla macchina da presa, cioè dalla macchina presa. Sì, certo. Vabbè. Altre domande? Possiamo licenziare la teste? Va bene. Non ci manca quello. Grazie mille. Grazie a voi.